Siamo con Pierpaolo Vargiu, consigliere comunale a Cagliari ed ex presidente della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, che oggi col suo partito Riformatori ha organizzato un incontro dal titolo Disastro Sanità, un titolo abbastanza eloquente, Vargiu, giusto? Quali sono i problemi della sanità sarda? Ma io ho paura che il titolo non lo abbiamo dato noi, l'ha dato la gente, lo danno i giornali quotidianamente, lo danno tutti coloro che purtroppo si confrontano con una sanità che non funziona in Sardegna. Una sanità che non funziona e che purtroppo costa una quantità di soldi elevata, soldi che evidentemente non sono spesi bene se non riescono a dare ai sardi la percezione di essere assistiti con un livello della qualità che sia accettabile. Allora oggi noi non abbiamo da dare ricette sicure del cambiamento, però abbiamo da dire che se non si cambia questa sanità è destinata ad affondare e che il diritto alla salute è un diritto fondamentale per tutti i cittadini sardi e la negazione del diritto alla salute è la principale negazione di un fondamentale diritto di cittadinanza. Bisogna che ne acquisiamo consapevolezza e ci rimbocchiamo le maniche per remare controcorrente. Cosa ci sarebbe da cambiare nel concreto e quali sono le soluzioni che il vostro partito propone? Non c'è niente da inventare, il sistema sanità si regge sull'emergenza-urgenza, sugli ospedali e sul territorio. Oggi in Sardegna non funziona bene nessuno di questi tre pilastri fondamentali, per cui senza che ci sia bisogno di scienziati, ma semplicemente andando a vedere quali sono le best practices, cioè i lavori migliori che si fanno altrove, noi siamo in grado di riformare l'assistenza in questi tre cardini fondamentali, tenendo conto che la popolazione invecchia e che la risposta è oggi molto più sul territorio che non nell'acuzia ospedaliera, riuscendo a dare una risposta di salute che sia all'altezza delle attese. Non è possibile che oggi ci siano liste d'attesa a 3 anni, non è possibile che i pronto soccorso siano affollati come gli stadi di calcio, non è possibile che la gente abbia da lamentarsi in qualunque momento per prestazioni negate. Quindi il suo giudizio sulla riforma sanitaria è evidentemente un giudizio negativo. Ma guarda, io credo che quando le riforme sanitarie sono fatte a colpi di editti e senza condivisione, in un clima di totale contrapposizione frontale con gli operatori di sanità, con le associazioni dei cittadini, con i sindaci, io credo che veramente chi le sta facendo non abbia capito niente di come si fa un intervento sulla sanità che abbia la speranza di garantire davvero le prestazioni di qualità alla gente.